La lingua corsa per me è un tesoro. Quando è che voi avete imparato a parlare corso? Io il corso l'ho imparato a Marsiglia, in 2 anni, e ci ho campato 20 anni. L'ho imparato con i miei genitori, con mio buon che veniva 3 mesi d'inverno, e poi in particolare perché il francese lo struppiava. Dunque, a fianco a lui, ho imparato il corso così, piano piano, con i proverbi, e poi lui era più naturale, era la sua lingua materna, e dunque piano piano è così che mi sono messo a parlarlo. E poi giunto un paese, certi mi dicevano, oh lo so, e poi ho detto un po' mi candidato, la fa sforzi, torna davanti per impararla. E ciò che voglio io è che a fondo non c'è mica a vergognarsi, non si nasce mica imparato. Dunque a pratica vince a grammatica. Quando la dublate a lingua corsa? Io a lingua corsa la parlo tutti i giorni, in casa, con mia moglie, inteso con i miei figlioli, la parlo in Cherudio, con gli amici, e poi a Scagno, con i professori di corso e certi letti che la praticano. E poi magari di scriverla, magari di cantarla, ogni tanto di scrivere una piccola poesia. Dunque per me fa parte un modo quotidiano. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? La lingua rappresenta un tesoro, come diceva prima, perché gli antichi ci hanno lasciato detti, proverbi, scappate, diciolate, e poi ora dipende da noi di mettere in opera giustamente tutte le misure per salvarla. Come dite la bene di la lingua corsa? Quando vedo gli sforzi fatti dalla scuola, da una Berta, e poi da GTC, il piano di sviluppo e le cartole di lingua corsa, penso che ci sono ragioni di sperare. E poi di noi tutti questi gruppi di cantatori fanno un lavoro da manto, e penso che tutto ognuno ribigli in mano questo affare, perché è l'affare di tutti, non è più l'affare di certi, qui e culandi, no. Dunque penso che è come una musica per noi tutti. Noi la canzone, la più bella maniera di imparare e di cantare. Dunque mettiamoci a cantarla, a parlarla, e tutto andrà così bene.